Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Amedeo! Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare. Storie teme sulle panchine in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più e se ne va, un orologio fermo da un'eternità. Per tutti quelli così come noi, da sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Grande richiesta. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluti. Storie che non vanno ore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo ad una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, è un uomo stanco che nessuno ascolterà. Per tutti quelli così come noi, senza trionfi né grossi guai. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Per tutti quelli così come noi, niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Buonasera, benvenuti! Buonasera a tutti! Cantate con noi, pronti? Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito.
freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. puoi correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, il sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io restare zitto io per non sciupare tutto io, le labbra fine d'oro E scoprirti più bella capelli su, e mi piaci di più, e mi piace di più. forse sei l'amore. Vamos! E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Casa Peretti, eccola qui, eccola qui. Fatevi sentire amici, tutti a casa, tutti! E perciò siamo caduti coi vestiti di mare, ed un bacio, un altro ancora, a non poterti divertire. E che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu. E io non ci credevo io e ti tenevo stretta io. Ho vestiti zuppati, Stare lì a scherzare, per fermarci stupiti. io vorrei cioè, Ho bisogno di te, ho bisogno di te. un po' d'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Ad inventare questo amore, oh no no no. Ad inventare questo amore. Amedeo, ospite in casa Peretti, ciao! Enrico, il padrone di casa. È il padrone di casa. Facciamo un applauso all'orchestra. Grazie. Che orchestra questa sera che abbiamo. Bravi, sono tutti dietro il muro, ma suonano veramente bene. Alla grande. Buonasera amici a casa, buonasera a tutti. Ciao ciao a tutti, buonasera. Grazie per essere qui insieme a noi per passare quest'ora di questo ormai giovedì, di questo giovedì sera. 348 80 40 254 è il numero, come dico sempre, per entrare qui a Luserna San Giovanni e tenerci compagnia. Cioè, noi teniamo compagnia a voi, ma voi anche dovreste tenere compagnia a noi. Come fare? Come fare? È semplice, il numero cellulare, messaggino, WhatsApp, messaggino normale, noi lo mandiamo in onda, ma non solo per le vostre richieste, non solo per i vostri compleanni, per le vostre foto, eccetera, 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 ma anche per giocare con noi, perché ormai i nostri amici lo sanno già, però per chi si fosse collegato soltanto oggi che dice ma che bella trasmissione, ma guarda che bella trasmissione, traduco, scusa, traduco. Poi spieghiamo anche 2 o 3 cosine molto carine, ma questo viene dopo. Il nostro giochino per giocare qui con noi, adesso ci sarà il nostro grande artista Iatri che disegnerà per voi il volto di un personaggio famoso ma misterioso perché si ferma dopo 1 minuto, quindi ne disegna soltanto alcuni tratti. Voi
capite subito qual è, perché di solito si capisce subito. Mandate immediatamente un messaggio al 348 80 40 254 e per chi vince, cosa vince? Chi vince cosa vince? Guarda un po' lì mio caro Amedeo. Che bello il nostro regalo, perché noi lo regaliamo. Olio corpo idratante della nostra Super Unique Pers, una grandissima ditta che ci tiene compagnia non solo come sponsor ma anche come gran bei prodotti. Quindi, miei cari amici, siete pronti? A voi il personaggio misterioso del nostro Super Iatri questa sera. Eccolo qui. Ciao Enrico e ciao a tutti gli amici di Casa Peretti, ben ritrovati da me che sono Iatri Francesco Colangelo, in arte Iatri Arte, ritrattista e caricaturista. Andiamo a vedere un'altra caricatura di un personaggio famoso in 2 minuti. A 1 minuto mi interrompo e voi dovete indovinare da casa. Via! Il personaggio che andiamo a rappresentare oggi non è un cantante, ma è un conduttore televisivo. Questo è l'indizio. Showman e autore televisivo italiano, nato a Roma, e adesso vi sto dando tanti aiuti, 14 giugno 1961. Ho fatto il naso, non potete non riconoscerlo. Dai, vediamo chi indovina. E questi altri pallini cosa saranno? Straordinario il nostro Iatri. Hai già un'idea? Beh, non lo dire. Hai già un'idea di chi possa essere il personaggio? Perché lui non lo sa. Io sì, ma lui non lo sa ancora. No. Vabbè, ok. No. Se invece voi ce l'avete, amici, mandateci un messaggio. 348 80 40 254 e tutti i messaggi che arriveranno col nome giusto del personaggio e col vostro nome. Non sbagliate però il vostro. A volte ho sbagliato il mio di nome, un disastro. Noi lo mettiamo tutti nell'ampolla magica e ne estraiamo a sorte uno solo. Per di più, questa è una puntata particolare perché lunedì non sono in onda e oggi i nostri amici a casa avranno modo di capire dov'ero, perché sono andato a vedere il concerto sinfonico di Roby Facchinetti e abbiamo registrato delle cose molto carine che arriveranno tutte nel secondo tempo. Ma adesso voglio chiacchierare un po' con questo mio amico Amedeo, perché ieri ci siamo io e te, poi non è che conosco tanti Amedeo, cioè ci siamo io e te. Hai quasi ragione, okay, dimmi. Ieri io ho detto che eri qua e che ci avresti portato un po' nella tua terra. Sì, assolutamente. Però c'è una frase che puoi insegnarmi in questo momento proprio in napoletano? Io sono una frase tipo, in piemontese si dice dui più un bagnant è complicato, esatto. Ma in napoletano? Ripu parole bagnati da lui. No, vabbè, non quello. Ho capito, ti dicevo, no, ti facevo capire la differenza di lingua. Ma io una cosa te la dico tranquillamente. Diciamo una cosa molto importante che noi abbiamo anche studiato di poter dire tranquillamente. Cioè, Napoli quando chiova. Che cosa significa? Aspetta. Napoli quando chiove. No, Napoli quando chiova. Napoli quando chiova. Aspetta, calma, che caldo. Napoli quando chiove. Napoli quando chiove. Questo cosa si fa capire questo? Ti dà un messaggio, mi manda nel mondo di un grande artista, esatto, di un grande cantante, assolutamente, forse il più grande. Ma non è perché è un mio compaesano, assolutamente. No, ma ci mancherebbe, però lui è lui. Pace all'anima sua dove sta. Ma inavvicinabile, Pino Daniele. Allora, facci entrare. Non è facile, comunque ci proviamo, dai, assolutamente. Facci entrare in questa Napoli, facci andare a Napoli in questo momento. Napoli mi dà
2 volte mi sono innamorato. Ma non di Napoli, ero gita in scuola. Insomma, ero lì. Ero giovincello. Quando piove. Quando piove. Il quando è scrivo ma non si dice quando. Quando piove. E ti sento quando scende in scala e gozza senza guardare. E da che tutti i giorni Caterina vai a faticare, ma non vedi più. È lontano se non va tutta vita così e da stima per non morire e aspetta che piova l'acqua dal fonde va tanto l'aria sa da ma poi quando piove l'acqua dal fonde va tanto l'aria sa da cagnare. Una musica incredibile, delle immagini incredibili, le hai cantate tutte e due veramente belle. Il Bravo. gioco delle parole, grazie. Il gioco delle Bravo. parole è quello per introdurre questi 2 pezzi. Bravo. Quindi diciamo Napoli quando piove, Mi che, poi sono- che poi è la verità. Mi sono No? emozionato sia grazie. a vedere Napoli e sentirti cantare. Sì, perché mentre noi immaginare- cantavamo, forse non lo sanno, ma abbiamo visto delle belle immagini anche noi. No, no, le abbiamo viste No, sì, ne abbiamo viste anche noi quelle immagini, quindi era bellissimo, bellissimo, assolutamente. Adesso noi ci assolutamente. fermiamo soltanto 3 minuti, un po' di pubblicità, poi entriamo in onda con una vostra richiesta e subito dopo lo speciale Roby Facchinetti. Pubblicità. Il prossimo brano, mio caro Medeo, è una dedica. È stata richiesta ieri un brano di Tiziano Ferro e lo dedichiamo a tutta la nostra amica Simona. Eccolo qui. Ora che sarà un po' sola tra il lavoro e le lenzuola, presto dimmi tu come farai. Ora che tutto va a caso, ora non sono più un peso, dimmi quali scuse inventerai. Inventerai che non hai tempo, inventerai che è tutto spento, inventerai che ora ti ami un po' di più, inventerai che ora sei forte, chiuderai tutte le porte, ridendo troverai una scusa, una in più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, io che ti aspettavo, stringimi la mano e poi partiamo in fondo. Ed eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela era bellissimo. Ricordo del ricordo che mi suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, che non te l'ho mai detto, che chiedevo a Dio ancora, ancora, ancora. Dedicatissima anche la nostra amica di Mortara, Mortara. E giù di là. Provincia di Pavia. Qualche cosa ti consola, con gli amici il tempo vola, ma qualcosa che non torna c'è. C'è che ho freddo e non mi copro, c'è che tanto prima o dopo, convincendoti ci crederai, ci crederai che
voglio perché sorridi un po' di più, un po' di più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, io che ti aspettavo, stringimi la mano e poi partiamo in fondo. Ed eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela, era bellissimo. Ricorda che mi suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo a Dio ancora, ancora, ancora. E adesso, mio caro Amedeo, No, siamo... peccato mi faccio male perché Cosa? dalle nostre parti caro, cadi, no, state accorto che cara. Questo è molto car vuol dire cadere. State accorto che caro, vuol dire che uno cade. State accorta che vabbè, prima o poi ce la Se farò. caramelle io vado a terra. No, resta qui con noi perché è il momento di andare a vedere il video di Roby Facchinetti, del concerto di Facchinetti. C'è da divertirsi, amici, non cambiate canale, mi raccomando, e nel frattempo mandateci anche i vostri messaggi per farci sapere se vi è piaciuto o no. Vai Paolo. Amici di Casa Peiretti, oggi mi trovo a Torino perché c'è il concerto sinfonico di Roby Facchinetti. Allora mi sono chiesto, chissà se i miei telespettatori, quelli torinesi e quelli non torinesi, che però sono qui all'infuori del teatro per vedere il concerto, chissà qual è la canzone dei Pooh della loro vita. Andiamo a chiederlo? Andiamo a chiederlo. Marina, non scapparmi via, Marina. Siamo qua per il concerto di Facchinetti, lo sai che anch'io adoro Roby Facchinetti, ma parlando... Sento cantare Roby Facchinetti, cioè i Pooh. Brava, ma parlando dei Pooh, qual è la canzone che ti è rimasta più nel cuore? Se c'è un posto nel tuo cuore. Come fa? Riposa gli occhi e non pensare, c'è la notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare quando non sarai più qui. No, li ascoltavo tanto, ma al momento non mi viene in mente. Posso suggerire io? Ed io dovrei, noi due nel mondo, chi fermerà la... Dica solo musica, chi fermerà la... Musica. Brava, come si chiama? Petra. Ragazzi, siamo qui con... Andrea E Nova. questa sera c'è il concerto di Roby Facchinetti qui a Torino, è già il sorrisino di lui ed adesso chissà cosa mi chiede. Ma dico una canzone di Pooh, la sapete? Una. No, come no, ragazzi, come no? Chi fermerà la Pioggia. pioggia? Scende la pioggia, quello è Morano. Bravo. Musica. L'aria diventa. Elettrica. Bravo. Secondo me queste signore sono delle fans di Facchinetti. Sbaglio o proprio ho indovinato? Indovinato pienamente. Ah, che roba. Allora ferme qua, tutte fans di Facchinetti? Allora, adesso vorrei sapere le vostre 4 canzoni preferite dei Pooh o di Facchinetti, che sia, partendo da te, che ti chiami? Susi, Canzone? tutte, non potrei scegliere. Qual è che posso scegliere? Non lo so. Una. Non Vai, Susi. No, dai, tutte. Una. No, per carità, scappa tutto. Allora aspetta, vieni qua. Tu come ti chiami? Io Mariella? Dai, una, non mi dire anche tu tutte, perché vi capisco, perché per me è la stessa cosa, ma una, devi sceglierne una. La donna del mio amico, ma non la canto. No. Come non la canti? Come fa? Un pezzettino, non mi dire niente. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Ma che brava, invece vieni qua. Tu invece ti chiami? Mi chiamo Giovanna. Giovanna, la canzone dei Pooh. Assolutamente. Vai da sola. Non restare chiuso qui. Insieme. Nadine, Allora, da Pescara. da Pescara qui a Torino per il concerto sinfonico di Facchinetti. Ti faccio una domanda che non ho fatto agli altri. Qual è la canzone non famosa, attenzione, non una di quelle che cantichiamo tutti, che preferisci dei Pooh o di Facchinetti che sia? Ce ne sono tantissime. Una è Ali per guardare, occhi per volare. Poi c'è 1966. Fermiamoci sulla prima. Come fa?
Oddio, devo cantare. Svegliai tra i pensieri, No, vai. No, cantare. sogno entrai. Di te. No, non fammi cantare. Allora, qual è la canzone di Facchinetti che preferisci? Uomini sale. Come fa? Me ne canti un pezzettino, dai. Dio delle... No, calamentità. E poi, se è vero che... Mi serve, date più di noi. Ma bravo! Guarda che bella maglietta anche del Facchinetti. Sei pronto per il concerto? Sì, Vai! Cos'è per voi la musica dei Pooh? O la musica di Facchinetti? Che vita, come dice Rob. Questo signore, di solito siamo noi che cerchiamo loro, invece questo signore è lui che ha cercato noi. Fans dei Pooh da quanti anni? Dal 1989. Guardate che i testi dei Pooh sono profondissimi. Sì. Non fate attenzione perché molto spesso non vengono capiti. Quando Parsifal comincia dicendo chiaro il mattino che nasce dall'est, non pensate che voglia dire che veramente sta sorgendo il sole da oriente. Ha tutto un significato socio-politico culturale. E invece queste belle ragazze arrivano da? Torino siamo di... Oh, giocate in casa. Sì. Io arrivo da Bra. Da Bra è? Torino. È Torino. La canzone di Facchinetti che preferisci? Beh, scegliere è difficile. Una, dai, una. Beh, la donna del mio amico. Come fa? No, non la Non mi dire niente. No. Dai. Perché no. Allora la canti tu. No, sono stato. Come non la canti sottonata? Poi li siete lì dentro perché io lo so che le cantate tutte insieme a lui. Cioè con lui sì e con me no. Anche se ha gli occhi belli come lui, te lo devo dire. Allora guarda bene in camera e ripeti la frase. Ha gli occhi belli come lui, diciamocelo. Quindi da Bra ragazzi, con lei io tornerò a Bra stasera. No, torno a Bra stasera, no? No, forse il tuo fidanzato ne dà. Marito magari. Addirittura no, grazie. Magari no, la prossima. Arrivederci, grazie, buon concerto. Ciao, grazie. Paola E Luciana. Luciana, Eve. cos'è per te la musica dei Pooh di Facchinetti? Tutta la mia ex vita. Come ex vita? È questa? Siamo qui per il concerto stasera. E come, difatti? La canzone che preferisci? Ultima notte di caccia. Come fa? Batte il suo tempo sempre esatto, il forte tamburo del petto. Cuore di guerra sempre attento, cuore di quercia nel vento. Luna di maggio brucia e legna per una donna ed un sogno. Biondi capelli stretti fianchi per una donna dei bianchi. Occhi di donnola, bocca di fragola, pelle di nuvola, freccia che penetra. Luna di maggio gialla faccia, grido d'amore. Cosa vuol dire suonare sul palco con Robby Facchinetti? No, è figo, nel senso che comunque è una bella opportunità per i giovani di mettersi anche in un contesto un po' più ampio, più stimolante, e poi è un grande artista della musica italiana, quindi a maggior ragione è un onore, un piacere. Tra tutte le canzoni che farai questa sera, che suonerai questa sera, qual è quella che ricorderai per tanto tempo? La musica è vita, per il fatto che ha davvero un bel significato anche per noi artisti, mini artisti, e quindi a maggior ragione, ecco, è una cosa, un fatto comunicativo importante. Tu il sole, solo per te, io mi lascio portare via, anche il cielo lo sa, la musica è libertà da respirare. L'emozione invece di salire su un palco davanti col teatro pieno, con Facchinetti, accompagnarlo, che emozioni provi proprio i 3 minuti prima di salire? È un pochino di strizza, c'è sempre, e poi il fatto comunque che di solito i grandi palchi restituiscono tutta l'energia che le persone comunicano in quel momento, quindi è più il fatto dell'impatto con il pubblico, della risposta del pubblico, vedere che le persone si divertono, per quello la musica è vita, per il fatto che proprio le persone la sentono molto e quindi la risposta del pubblico ti carica. Quindi prove finite, tra un po' si inizia e buon divertimento. Assolutamente, a voi buono show. Grazie, buon spettacolo a voi. Arrivederci, grazie. Ciao.
Mio caro Amedeo, è stato bellissimo, lo sai, lunedì sera. L'unica cosa che può togliermi dalla stupenda, magnifica routine di Casa Peretti è stato proprio il concerto di Facchinetti, perché ragazzi, ho una cosa ho nel cuore. Due, ma una non si può dire in TV. I Pooh, non solo Facchinetti, i Pooh in generale, Pooh, certo. Assolutamente, Hai ragione. assolutamente. Adesso ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo in onda con una sua canzone, posso dire inedita in TV. È una canzone che hai scritto tu, musica e testo, quindi da non perdere. Tutti i vostri messaggi, il personaggio misterioso di Atri, ancora tante belle cose qui in Casa Peretti. Pubblicità. Vai Paolo. Pam, bravo. Andassero sa, i nostri telespettatori si aggiudica il nostro regalo, il nostro olio. Ma si indovina sempre o no? Indovinano, sono bravissimi, ma non più di uno, anche perché gli altri aiuta molto. Quindi, però, visto che il tempo è tiranno, andiamo subito a vedere chi è il personaggio misterioso di questa sera. Avete indovinato? Qualcuno sì, qualcuno no. Questi pallini sono un personaggio che lo rappresenta molto, almeno per il mio ricordo, perché il personaggio in questione, conduttore televisivo, showman, autore televisivo italiano, ha iniziato la sua carriera facendo un programma per ragazzi dove c'era un personaggio, questo che disegno in basso, lui è Paolo Bonolis, eccolo qui, è il personaggio qui in basso, mi sembra che si chiamasse Juan. Paolo Bonolis è il simpaticissimo Juan della trasmissione Bim Boom Bam, che era il programma che conduceva quando io ero piccino. Adesso lo riconoscete tutti, eccolo qui, Paolo Bonolis, il grande conduttore. Ciao a tutti! Bravissimo Iatri, bravissimo, e voi siete stati altrettanto bravi? Avete indovinato? Andiamo a leggere i vostri messaggi che avete mandato al 348 80 40 254. Vai Paolo. Casgria di musica, sempre più baci da parte di Dani. Grazie Dani, grazie. Grande Amedeo, complimenti, mi vengono i brividi stasera e domenica sera. Ciao Ciro, grazie. Grazie Ciro. Andiamo velocissimi perché siamo in ritardo questa sera. Buona serata da Maestro Piero e da Christian, vi aspettiamo al beat e anche al nostro consigliere Amedeo. Ciao Amedeo, ti saluta Christian. Ciao. Siete meravigliosi, un saluto da Paola e Bruno. Ciao Paola, ciao Bruno, grazie. Ivano La Dispole vi segue sempre con piacere. Post scritto un qualcosa di Pooh è sempre gradito, magari arriverà domani. Dai, nel frattempo c'è comunque una colonna sonora di Pooh, concerto per un'osi. Bravi chiunque tu sia, grazie. Grazie. Siete fortissimi. Ciao Maurizio Villadossola. Grazie Maurizio. Buonasera, e tu fatta molto bene. Quanti ricordi in quelle parole? Quando in scaletta la leva calcistica del 68, Alessandro da Casale Monferrato. Guarda, la mettiamo in programma, mio caro amico Alessandro. Amedeo, sei un fenomeno. Flavio! Grazie Flavio. Ciao ragazzi, siete fantastici, vi seguo da parecchio e puntata dopo puntata mi migliorate le giornate. Potete solo salutare le mie sorelle Giada e Giorgia, certo, ciao Giada, ciao Giorgia. E mio papà Roberto, ciao al papà Roberto, e fammelo finire il messaggio, non importa. Ciao Enrico, per me Paolo Bonoli, sono Roberto da Châtillon, Aosta. Chi lo sa, sarà Bonolis? Non sarà... certo che è Bonolis, l'abbiamo visto. Alfonsino e Germano dicono Carlo Conti, invece l'era Bonolis. Peccato. Bonolis. Ciao Enrico, io la sparo. Bonolis, Max 76 e l'età. Ciao Max, grazie. Auguri. Ciao ragazzi, il personaggio può essere Paolo Bonolis. Sì, un salutone da Luisa e Fulvio Torrepedice. Grazie. Buonasera a tutti. Ci riprova anche oggi il personaggio misterioso è Paolo Bonolis. Giada da Aosta. Ciao P. Ciao Giada, grazie. Ciao. Il personaggio non è Albano e comunque sia, perché il messaggio sia valido dovete scrivere anche il vostro nome e da Bravissimo, il dove personaggio è Paolo Bonolis. Angelo! Bravo Angelo, bravo! E da dove ci scrivete? Volevo ancora dire. Ciao, secondo me il personaggio è Carlo Conti. Un abbraccio a Flaminia. Peccato. Riprovate la prossima settimana, martedì. Il personaggio di questa sera è Paolo Bonolis, lo dice Monica. Brava Monica. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Il personaggio di questa sera è Paolo Bonolis, Carla e Bruno. Ciao Enrico, complimenti per la bellissima trasmissione. Secondo me il personaggio misterioso è Paolo Bonolis. Giorgia da Aosta. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia, grazie. La mia nata a Napoli, grande Pino e grande Amedeo. Grazie Manuela.
Deve essere mia figlia sicuramente, perché Manuela è mia figlia. Ciao Manuela, mi avete fatto ricordare 6 mesi, lavorato nella Unica Napoli, anche se mi hanno rubato il portafoglio. Unica Cesare di Torino. Vabbè, questo Succede dappertutto. Succede anche a Lucerna, non è che solo a Napoli. Ciao a te Enrico, al tuo ospite un abbraccio. Lo manda la nostra cugina Nadia. Il personaggio è Cecchi Paone. Purtroppo no, Carla da Luserna. Non era Cecchi Paone. Ciao Carla. Carlo Conti, bye bye Tino. No, peccato. Però vedi che anche Carlo Conti è gettonato. Questa sera il nostro Iati è stato più bravo del solito perché non è riuscito tanto ad ciao aiutare. Enrico, complimenti e un abbraccio al mio amico Amedeo. Amico, ciao, grazie. Un bacione. Chi sarà? Chi lo sa? No, Chissà chi sei. Per me il personaggio è Amadeus. Maurizio Villadossola. Ciao Maurizio. Riprova la prossima settimana. Ciao Enrico, complimenti per la trasmissione e un abbraccio al mio amico Amedeo da Bibiana Elvis 66. Ciao Elvis, grazie, un bacione a te. Pino Daniele, bravissimo. Amedeo, bravo, chiunque tu sia. Grazie. Chi va lo bene sa? sempre. Va bene. Anche se non si firmano, fanno i complimenti, va bene lo stesso. Bravissimo Amedeo da Jerry ed Erika. Un bacio a voi ragazzi, a vederci presto, mi raccomando. Sempre bello ascoltarti, zio Maria. Ciao Mary. Siete bravissimi, grazie chiunque tu sia. Grazie. Assolutamente. Ciao Casaperetti, siete bravissimi. Amedeo, ti vedo un po' emozionato. Spacca l'emozione che sei bravissimo. Niccolò! Ma Amedeo, ti ringrazio. L'emozione è un sentimento che qui, dentro questa stanza, ci deve essere. Enrico sei bellissimo, il personaggio è Bonolis. Margherita Pizza. Guarda, questo è forte, però bisognava filmarsi Pizza Margherita. Vabbè, ciao Margherita. Bravo Amedeo, belle le interpretazioni napoletane. Grande Enrico, sei sempre al top. Trasmetti sempre una bella sensazione di amicizia, semplicità, serenità. La tua trasmissione è per noi un'ora di relax. Grazie Lori e Beppe, anche per me è un'ora di relax. È tutto ciò che vorrei fare nella vita. Bel servizio che hai fatto e come sempre tu sei molto bravo ad essere molto carino, Danny. Ciao Danny, grazie. Wow, bellissime canzoni, grazie, un abbraccio. Ciao Tati. Beh, se le canzoni erano bellissime, questa foto è una meraviglia. Esagerato. Ne facciamo del nostro penso nel nostro meglio. Certo. Riusciamo a fare del nostro meglio, molto bene. Amedeo, parliamo del prossimo brano che è un tuo brano, per di più. C'è ancora un messaggio. Sono Nicola, vorrei salutare il mio suocero Amedeo, sei il numero 1. Nicola. Ciao Nico, grazie, un bacione pure a te e al piccolo Gabriele. Allora, parliamo di Scusami, una canzone nata quando? Perché? Molti anni fa, da una storia di due miei amici, carissimi amici, che si sono poi lasciati alla fine. Comunque è una bella storia anche quella, assolutamente. Scritta da te, musica e testo. Tutto da me, esatto. Eccola qua. Spero che vi piace. Potete cantarla insieme a lui, leggete le parole. Amedeo, per voi, Scusami. Grazie. A te. Spegni la luce, per favore. Non vedi che mi dà fastidio il chiaro? Forse è la paura di parlare, ma sto per dirti quello che non vorrei dirti mai. È tanto tempo che non ti vedevo, pensavo che tra noi fosse ormai finito proprio tutto. Scusami, ma non ti amo più, non puoi pretendere sopportassi ancora te. Perdonami, ma i tuoi capricci, sai, erano troppo ormai, anche per me che non sapevo quello che tu mi facevi. Testo e musica di Amedeo. Accendi pure se ti fa piacere, ho voglia di guardarti dentro gli occhi. Che fai? Adesso piangi? No, non devi far così. Dovevi pur pensare che io t'amavo.
trascuravi soltanto me, adesso te ne penti e vorresti tenermi accanto a te. Scusami, ma è troppo tardi ormai, davvero non ti amo più, ma non c'è nessuno accanto a me. Perdonami, ma i tuoi capricci, sai, erano troppo ormai, anche per me che non sapevo quello che tu mi facevi. Ok, sfumando su questo pezzo io vi ringrazio se l'avete ascoltato, se vi piace. I commenti fateli anche in un'altra puntata, ma va benissimo così, mi ha fatto piacere già solo cantarla. E in casa del mio amico Enrico, assolutamente. È stata un'emozione, è stato bellissimo, bravo Medeo! La prima volta che la canto, che qualcuno la possa sentire così dal vivo in televisione, assolutamente. E ti garantisco che erano in tantissimi questa sera. In tantissimi. Me lo auguro, assolutamente. Subito dopo di noi alle 21:15 pallonate con la nostra Marita, ospiti in studio come Dan Morino, Marco Santelici, tutti pronti per parlare di questa Juventus. Stagione nuova, ormai la vecchia è passata, c'è ancora una giornata. Come andata? È andata, ragazzi, pazienza. Secondo me il prossimo anno speriamo che vada meglio. Dobbiamo salutare Dybala, salutiamo Chiellini, cioè perdiamo già due pedine importanti. Chissà chi arriverà. Secondo te chi arriverà? Io Perdete. Tu non sei juventino? No, assolutamente. Ma non sei juventino? Ma come non sei? Vieni qua che salutiamo. Salutiamo Paolo in regia. Gran bel lavoro anche questa sera. Salutiamo e ringraziamo Giuliano Falco perché il montaggio del video di Facchinetti è stato fatto da lui. Grazie, hai fatto un ottimo lavoro, grazie di cuore. Bellissimo. Se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30, ricordatevi una cosa importante: per chi magari incontrate per strada e vi dice ma io Rete 7 fatico a vederlo, il 13 va e viene, molto bene, provate, consigliate il 113, ok? Quindi o il 13 o il 113. Ricordiamo che domani sera ci saranno qui con me la chitarra e Luciano Bianchini, perché la chitarra da sola non fa niente, quindi c'è anche Luciano Bianchini con la sua voce, la sensualità e la bellezza canora di Alessia Chelucci. Non mi resta che ringraziare tutti voi, ognuno di voi. Ma che bella anche questa musica come saluti. Amedeo! Grande soddisfazione per me, vi ringrazio a tutti, buonasera, fate i bravi e seguite Casa Peinetti. Seguite anche il canale YouTube. Grazie a tutti e continuate coi programmi di Rete 7. Un abbraccio. Ciao, buona serata. Grazie Amedeo. Complimenti. Bravo. Mi sei piaciuto tanto. Assolutamente. Bravo. Napoli, quando piove.